Ancora poche ore poi gli oltre 100.000 studenti e quasi 900.000 insegnanti del veneziano torneranno in classe. Un anno scolastico che per il veneziano parte già sull'onda delle polemiche tra il rischio di trovarsi le scuole sporche e la questione dei precari. A lanciare per primo l'allarme a metà agosto di ritrovarsi ad inizio anno quasi con lo stesso problema scuole sporche dell'anno scorso era stato il Comune di Milano con l'assessore alle politiche educative e scolastiche Orietta Vaninna. Non sappiamo quali saranno queste piccole manutenzioni di pintura, aggiustamento di piccole situazioni di bricolage. A farle da eco i genitori già preoccupati per i disservizi che potrebbero verificarsi. Di fatto, dicono, il rapporto con la Manutencoop che ha vinto l'appalto è rimasto invariato, meno ore per le lavoratrici, meno tempo per pulire o per il servizio di guardiania, con scuole con un budget ridotto e servizi da acquistare, costrette quindi a scegliere secondo i soldi a disposizione cosa pulire e cosa no. La situazione dello scorso anno è stata l'esplosione di qualcosa che era stato innescato precedentemente. Se vanno in un'aula a pulire non sono più davanti alla porta, può entrare chiunque. Questo è un aspetto che abbiamo toccato con mano lo scorso anno, perché avevamo situazioni in cui in scuole con 200 persone, 250 persone c'erano solo 2 bidelli. Ma come ogni inizio anno che si rispetti, ci si ritrova ancora una volta con il balletto degli insegnanti precari, 21 i posti disponibili, 60 gli iscritti, chi si vede confermato e chi invece passa il turno e deve aspettare. Il mio 8° anno di precariato, però la situazione diventa sempre più dura. Si vede che le cose stanno un po' precipitando perché per i miei colleghi qui intorno alcuni non sanno se lavoreranno. E intanto i Cobas sono già sul piede di guerra e annunciano uno sciopero nelle scuole elementari già per mercoledì 17 settembre. Scuola tecnicamente in difficoltà, ma che per il Nord-Est si conferma luogo di eccellenza secondo il focus realizzato dalla Fondazione Nord-Est. In particolare eccelliamo in matematica, scienze, lettura e comprensione, battendo perfino i colleghi studenti tedeschi. Oltre alle scuole, però, il presidente di Fondazione Nord-Est, Francesco Peghin, ricorda che bisogna migliorare l'alternanza scuola e lavoro.